partenza! Dall'area camper mi sto muovendo verso il centro aspettando Marco, quello corre un po' più veloce di me, ma non stiamo a guardare questi dettagli. C'è una comodissima pista ciclabile che ti porta all'area camper al centro. Mi ero dimenticato delle salite. Vabbè, faccio allenamento per domani e dopodomani che andremo a esplorare i dintorni. Wow, tirano le gambine non abituate. Il centro è a destra, speravo fosse a sinistra perché a destra è salita. Ippovie delle Prealpi, Trevigiane e Bellunesi. Buono le ippovie. C'è sta puzza di toste che solo i bar non sono capaci di fare. Sai quella puzza di formaggio da pochi soldi bruciato nella piastra? Uguale. Guarda questo che bello come pulmino, guarda che bella linea, è veramente bello questo esteticamente. Sempre gemellato, che roba, e guarda che razza di clima. Oh, guarda che bello questo scorzetto tipico qua a destra, guarda che figata. Cinquino, ok sì, qui il centro io l'avevo già visto, quella volta sono andato a prendermi la pizza. Con gli altri, e per altri intendo Marco, no? Perché al sol sentire dire bicicletta hanno preso paura tutti quanti e non si sono più fatti sentire, no? E quindi credo che io e lui faremo la strada dei prosecchi. Avevo tanta voglia di fare la strada dei prosecchi, qualche sentiero naturalistico, no? Su e giù per le bellissime colline di Valdobbiadene. Comunque Italia, questo è il centro. Ah, eccolo là, fermo là. Chiesa di San Floriano, Monte Cesena, percorsi escursionistici. Ah, località Pienezze, via di là. Via. Destra ovviamente salita, Tempio Donatori del Sangue. Qui monumento ai caduti con dietro curati, lascia stare la scia chimica. Guarda là, che bellissima villa tipica. Ho fatto un minestrone. Aspetta, perché io non vorrei distruggermi le gambe, perché dopo devo fare il figo, no? Devo fare quello che io spacco tutto e gli altri stanchi, hai capito? Invece no, se mi presento già spompato, dopo dicono quello parla per qua e basta. Vabbè, con tutta sta salita è chiaro che dopo non si pedala, perché come disse il saggio, dopo la salita c'è la discesa. In teoria, casetta tipica, qui gerani, edere, guarda, e pietre in faccia vista, qua, guarda che figa. Io voglio un fiade buon gustoso, robette, guarda, non che condomini là, anni 70. Boia su stufo, che comunque si diceva, no? La differenza tra fare un edificio, un condominio brutto e un edificio, un condominio bello, adesso vabbè, senza trafare con ghirigori, entrate chilometriche tipo qua, eccetera, eccetera, eccetera. È una villa aperta al pubblico, il primo mercoledì di ogni mese, dalle 14 alle 17, da marzo a novembre, con massa complicata, che come metto un calendario qua. E villette dei trevigiani da ski di un tempo. Non sono neanche tanto in salita, però porca miseria, vabbè, dai. Poi ho mollato un rutto, ci sono tutti i cani che abbaiano, senti che roba. Fufi! La villetta è là, porco cane, è tutta una villa, che roba. Beh, prima mi fai vedere sta chiesetta, dopodiché, no, non è una chiesetta, è una casa, via, che spreco, spreco energia, ho sprecato forza centrifuga, maledizione. Località Pienezze. Sigano, sicuro di aver avuto una buona idea? No, non credo, no. Dopo c'è da divertirsi come opossum nelle discese. Oddio, pausa, non sono abituato. È come la berebetola insegna, esatto, ti metti qua nella mureta e basta. E invece no, noi che non siamo studiati in berebetolese dobbiamo per forza fare tutte ste salite, ste robe estreme di prima mattina. Ok, no, ma neanche guardare le mappe, ci sono un sacco di salite tornanti per arrivare qui dove volevo andare io adesso in questo momento. Sono 12 km di salita estrema e tornanti come non ci fosse un domani. A piedi è stimato 2 ore e 42. Vabbè, giusto un pochino, giusto per buttarsi giù in discesa dopo. Vedi, potevo portare la GoPro, perché mi dispiace sempre farti le riprese con la GoPro, perché è tutta un'altra definizione con la Sony. È vero che è tutto tremolante, ma è comunque un'altra definizione, no? Che forte sta casetta, guarda che bella! Col trespolo là in alto, che tu ti metti là e guardi tutto l'orizzonte. E con tutti i cacchi a tirar su. Signora, lei cacchi a tirar su qua! T'ho già passato Valdobbiadene. Adesso i complottisti diranno che quello è il coronavirus, no? Distribuito tramite le scie chimiche. Beh, in ogni caso, va che belle le colline. In ogni caso, va che panorama di Italia, va che bello! In ogni caso, ovviamente sono scie chimiche, che dopo non si sa con cosa siano fatte, magari non c'è un secondo fine, magari non si sa cosa servono, ma comunque sono scie chimiche, non sono scie naturali. Ecco, quello è il punto, no? Fufi! Caro il Fufi, che mi dice, vai che ce la fai, vai, ce la puoi fare. Ce la faccio. Cos'è qua? È albicocche. Va che figata sta casetta, va che roba? Con le finestre tipiche, i balconi tipici. Oddio, ma che bello!
No, Fufi, che so io fare un discorso, guarda qua. Ah, guarda che panorami. A mia discolpa per il fiatone, sono partito subito dopo aver mangiato. Avanti al Singano che a processione si ingruma. E guarda sto scorcio col campanile così, guarda che figata. Sì, devo girarmi prima o dopo. È che è sempre come tipo quando carichi la macchinetta, no? Ti viene da caricare fino a capo la Lancia a razzo. È più o meno uguale Singano con le discese. No, vabbè, dai, ancora un piccolissimo sacrificio perché dopo c'è la chiesa di San Floriano. Mi gira già la testa. Avevo proprio appena finito di mangiare, bicchiere di vinello e via, sono partito subito. Diciamo che poi scappano quei rutti che ti riportano nel mondo dei vivi e allora va tutto bene. Però da non ciclista mi domando, no? Ma tutti quei ciclisti, no, che pedalano in salita, ma mi sembra che si fa molta meno fatica a andare a piedi e tirare la bici, sarà la mia impressione. Vedi, mi ritorna in mente quel momento e quel ragionamento che si era fatto a Cassis in Francia, quando c'era quel caldo e non ce la facevo più di camminare, no? Allora dicevo, invece di pensare al traguardo, no, che la vedi come uno stress, una cosa da raggiungere, soprattutto se è lontano, è ancora più stressante, no? Pensiamo allora al presente, nulla di zen e nulla in fondo neanche di metaforico, intendo proprio al presente nel senso dimentichiamo il traguardo che è il futuro e semplicemente viviamo il momento di questa camminata. Siamo stanchi, ci fermiamo, abbiamo voglia di ricontinuare, ricontinuiamo. Questo poi probabilmente in tante cose della vita va a sapere. Sai, ci abbiamo ragionato più volte, abbiamo detto sono formule, no? Quindi sono pensieri. Il dove tu puoi farli lavorare è ininfluente, cioè comunque è una formula e il numero che viene dopo è relativo, è ininfluente. Beh dai, sono 250 metri, i 4 minuti scritti è per la gente che usa sostanze stupefacenti. Per la gente normale è un quarto d'ora tranquillo. Oddio. È passato prima un ciclista in discesa, ha sparato i 200.000 all'ora, mi ha guardato un po' come per dire sti giovani del caso, però capo porta pazienza, non sono abituato, cioè non è che siamo proprio altissimissimissimi, però cazzo sono ripide qua le salite, sono tanto ripide e fidati che se Singano ti dice che sono ripide vuol dire che sono ripide, se no ti diceva che erano gommose o altre robe, invece no, sono ripide. E va là Singano, mai paura, beviti un goccio di Gatorade e via. Non ti sei portato il Gatorade? Vabbè dai, bevi un po' di acqua, non ti sei portato via neanche l'acqua, vero? Pedalando in bicicletta, tanana, io gli lascio un po' la milza, ai ai ai. Pur come fare una cesetta normale, tutta sta strada per il caso, spago tutto mia. Sì, è questa. Il campanile è bellissimo, è molto tipico. A cesetta è proprio un alimentari anni 80 di montagna. Poverina. Qua hanno fatto una targhetta commemorativa per una bambina di 10 anni che è morta nel disastro del Vajont. Sai, la diga che ha ceduto. Wow! Sì, a proposito, anche la diga del Vajont dovremmo puntinare un giorno in camper. Mi pare che è possibile farlo, non dovrebbero esserci discese particolari. Cioè, non tanto le discese, non dovrebbero esserci gallerie basse. Che è proprio strana sta strada perché non mi sembra di aver fatto chissà che altitudine. Però, porco cane, la salita era veramente ripidissima e io sono veramente provato. Aspetta perché se qua è aperto non ho neanche la mascherina. Diamo giusto un'occhiatina qua e basta, dai. Piccola chiesettina così, molto semplice, molto carina, molto chiara, igienissima. La facciata è anche carina, la parte laterale che fa molto alimentari. Passano tante moto, probabilmente vanno al monte Cézanne lassù, ma io in bici anche no, ho dato. Ok, ora andrò giù, però niente ragazzo, mi tocca lasciarti nel borsone perché sennò mi ammazzo, mi servono tutte e due le mani per scendere. Che deficiente, non ho fatto neanche volare il drone, sacrilegissimo! No vabbè, ma non si può essere così rincoglioniti. Vabbè, qui in area sosta il giro col dronello l'avevamo già fatto. Vuoi rifare il giro con dronello? Dai, ho capito, vieni dentro il culino del dronello. Lately I've been hiding from the light under my bed. I know that it sounds crazy, but I don't mind. I've been hiding from the light under my bed. I know it sounds so crazy, I don't mind.
hai dedotto dal dronello è arrivato anche Marco. Però ti ho detto, ciao Singano, deve fare sempre il pincione, no? Quello che va, fa, spacca e dopo, e dopo basta, dopo è capo. Quindi mi sa che per oggi non diamo più, domani senz'altro. Ho portato un'altra, non era rossa la bici? Sì, ho messo questa perché Per l'occasione? quell'altra che c'ho rossa è frenata. Aspetta, perché anche Marco ha detto, ma com'è possibile che Fabio e Andrea non hanno risposto? Perché oltre alla parola prosecco abbiamo messo la parola bicicletta, no? Hai capito? È un po' tipo l'aglio poi vampiri. Ah, Italia, approfittiamo, vedi sti qua? Te li avevo raccontati in un video precedente, l'Alessia li usa, so che tanti li usano, io personalmente non ho trovato la minima differenza, quindi faccio il reso, cioè per me sono assolutamente inutili. Anche perché scusa, te li spazzano come deumidificatori, no? L'altro giorno qua c'era tutta la condensa e questo era attaccato al vetro e niente, la condensa era uguale, quindi completamente inutili. C'è scritto di lasciarli caricare al sole, più caricati di questi non so, cioè sono proprio nel tergicristallo, avranno il Super Saiyan ormai. Peccato per la vista un po' del cacchio, perché vedi là è bellissimo, no? Però dove siamo noi? Siamo in mezzo alla strada, sì, il coso delle corriere. Ah, perché avevamo i bidoni anche qua. Guarda dov'era, io che andavo là, ok che sono pieni, però Italia, guarda, qua dentro ci sono tutti i bidon, strapieni, minchia, guarda vino e birre. Tutto prosecco di Valdo Bianchi, chissà perché. Vabbè, mal che vada, hai visto, andiamo sotto alla fermata dell'autobus e lì ovviamente c'è il bidone, è sempre svuotato. Ti sei chiuso dentro? Hai visto che una volta era a pagamento e adesso è tutto a gratis. Ma speriamo che continui ad essere a gratis. Anche perché sindaco, ascoltami qua, se te metti questa bella area gratuita nel centro di Valdobbiadene è ovvio che poi la gente va a prendersi il prosecchino, a mangiarsi la pizza, a farsi il giretto per il centro, hai capito? È ovvio, anche perché che resta fra mieti sindaco, i camperisti gliela maniga del coisai, cioè gli fai un'area camper a Valdobbiadene, ti portano più entrate quelli di non so cosa. Eccolo!